PFAS o PFAS è un termine tecnico-scientifico diventato improvvisamente familiare negli ultimi anni, dal 2013 in particolare, per la vicenda dell'inquinamento della falda acquifera che serve un ampio territorio del Veneto compreso tra le province di Verona, Vicenza e Padova. I PFAS, acronimo che sta per sostanze perfluoroalchiliche, sono usati nella filiera di Concia delle Pelli. Attenzione perché l'area interessata corrisponde nel Vicentino proprio alla zona storica di grande concentramento di aziende del settore, nel trattamento dei tappeti, nella produzione di carta e cartone per uso alimentare, per rivestire le padelle antiaderenti e nella produzione di abbigliamento tecnico, in particolare per le loro caratteristiche di impermeabilizzazione. Nel 1965 nasce lo stabilimento chimico Miteni a Trissino, provincia Berica, nato come centro di ricerche Marzotto, poi alla fine degli anni 80 passato all'Enichem e alla fine dei 90 alla Mitsubishi, fino a quando nel 2009 entra in un gruppo industriale composto da 16 aziende operanti in tutto il mondo nel campo della chimica di base, chimica fine e polimeri, diventando punto di riferimento a livello mondiale per specifici studi molecolari, collaborando con l'Istituto Superiore di Sanità allo studio, determinazione dei sistemi analitici e degli effetti dei derivati del fluoro nell'ambiente e negli organismi. Ma proprio quel CNR, cioè Consiglio Nazionale delle Ricerche, con cui pure la Miteni è in stretta relazione, aveva rilevato alla fine degli anni 90 un incremento della presenza di PFAS nel nord Italia. Le accuse di Greenpeace a proposito di decine di tonnellate di rifiuti dell'Olanda lavorate proprio alla Miteni ha aggiunto un ulteriore tassello alle verifiche sull'azienda, con relativo fascicolo d'indagine aperto dalla Procura Berica. Importanti gli effetti rispetto alla salute pubblica. Il comitato delle mamme no PFAS, costituitosi nell'ambito di questa controversa vicenda, non solo ha promosso manifestazioni, ma da venerdì 24 a martedì 28 agosto ha piazzato un presidio davanti al Tribunale di Vicenza. Incredibile la sequenza di insegne esposte con dati scientifici davvero impressionanti sui valori nel sangue degli abitanti dell'area interessata emersi dallo screening sulla popolazione a cura della Regione Veneto. Ci troviamo davanti al Tribunale di Vicenza, siamo con la signora Giovanna del comitato Mamme No PFAS, la signora Giovanna è di Lonigo e ha una maglietta emblematica che parla di sua figlia. Sì, mia figlia ha una concentrazione di 328 nanogrammi millilitro di PFAS nel sangue, è un valore altissimo. Per chi non è contaminato ha un valore da 1,5 a 8, 328 è un valore troppo alto. Il parere medico qual è? Nel senso, immaginiamo che sua figlia sarà seguita da un pediatra. I medici sono un po' confusi su questa vicenda, non hanno neanche loro notizie rassicuranti nei confronti dei genitori e dei ragazzi, dei giovani che si rivolgono nei loro studi. Cercano di controllare più una sintomatologia di conseguenza questi PFAS, colesterolo alto, tiroide, funzionalità della tiroide, però non hanno una certezza. Ci siamo resi conto da un po' di tempo a questa parte che le organizzazioni, le istituzioni formano una struttura a ombrello, ma manca il telo impermeabile. Sostanzialmente ci arrivano addosso tutte le disgrazie che possono essere prodotte da una società malata come la nostra, perché queste strutture non ci proteggono. Non siamo protetti. Noi abbiamo assunto la consapevolezza che queste istituzioni non stanno facendo quello che dovrebbero fare, non stanno controllando le industrie malvagie, perché di questo parliamo di industrie che sversano a prescindere e tendono sempre a dare la colpa agli altri e mai ad assumersene le proprie responsabilità, e ultimamente vediamo sul giornale che i controlli andranno fatti addirittura sulle pavimentazioni di queste industrie. Noi non crediamo più a questo tipo di dichiarazioni, non crediamo a questa protezione. Pretendiamo che la magistratura definisca finalmente le responsabilità tra le istituzioni e tra le industrie che ci hanno inquinato.